La proposta di legge 342 è diventata legge, ha preso adesso il nome di legge numero 16 del 2014. Sapete bene che questa legge che noi abbiamo fatto, abbiamo scritto, presenta un solo quesito referendario, che è quello che leggiamo nell'articolo 1, e cioè: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? È un quesito che abbiamo voluto chiaro e trasparente, perché noi abbiamo sempre avuto come obiettivo solo l'indipendenza del Veneto e non ci interessano i pasticci che invece poi sono stati fatti successivamente. Adesso che cosa vogliamo? Vogliamo che venga attuata la legge, perché l'articolo 1, il comma 1 dell'articolo 2 prevede che ci siano 30 giorni per dare attuazione alla legge. Da oggi sono già 27 e noi siamo preoccupati di questo, perché non vediamo ancora un'azione forte da parte della giunta regionale. Vogliamo che venga aperto un conto, visto che è stato deciso che la legge dovrà essere finanziata da donazioni liberali. Siccome abbiamo già tanti imprenditori che ci chiedono dove mettere i soldi, ci hanno contattato e ci contattano quotidianamente perché credono nel nostro progetto, credono nel percorso istituzionale che ha fatto Indipendenza Veneta e che non dà ovviamente adito ad altre cose come si possono leggere nei giornali. Abbiamo sempre seguito scrupolosamente la legalità ed è una consultazione referendaria. Questo vorrei che fosse chiaro per la stampa. Non è che abbiamo imposto nulla a qualcuno, diamo la possibilità al popolo veneto di esprimersi su un quesito che è di pura democrazia e di altissima democrazia. Abbiamo la possibilità di riscattarci e di uscire da uno Stato che è tecnicamente fallito. Il debito pubblico aumenta, come ben sapete, ha già oltrepassato i 2.150 miliardi. Non vediamo altra soluzione, pertanto vogliamo che venga attuata questa legge e non può essere adesso messa in un cassetto oppure portata in avanti come uso e costume da fare da parte di qualcuno. Noi siamo qui per testimoniare che, come eravamo presenti nei 3 giorni che è stata fatta, diciamo, durante i lavori del Consiglio regionale, siamo ancora qui oggi perché vogliamo che anche la stampa informi il popolo veneto su questa legge, perché abbiamo varcato una linea rossa che sembrava fino a qualche mese fa invalicabile. È una cosa straordinaria. Noi ovviamente da movimento indipendentista abbiamo festeggiato, però vorrei che venisse percepita anche dalla stampa questa importanza. Noi crediamo nell'Europa dei popoli, sappiamo che la Catalogna andrà a votare il 9 novembre di quest'anno e avevamo suggerito alla Giunta di mettere questa come data. Oggi chiediamo che venga aperto un conto corrente, che venga data la possibilità ai veneti che vogliono che si attivi questa legge di fare il possibile. Io intanto ringrazio i consiglieri regionali Furlanetto e Foggiato, che tra l'altro mi chiede di rappresentare il suo impedimento, ma è con noi oggi perché sono i nostri 2 principali, assieme al presentatore della legge, che ormai è diventata una realtà, quelli che hanno sostenuto con forza, con convinzione all'interno del Consiglio e quindi in ambito di dibattito questa legge, che a noi pare dalla stampa sia stata sottovalutata. E questa è una legge, come diceva bene Michele Favero, di un valore straordinario. Si è superata una linea rossa, questo è il punto fondamentale, quella che sembrava invalicabile, quella che da molti era ritenuta neanche prospettabile come idea. Quindi è un fatto storico, è un fatto che già di per sé politicamente potrebbe innescare un meccanismo di dibattito più serio di quello che ho visto finora su qualche giornale, ma che per pietà non voglio richiamare, perché vediamo la positività. Oggi abbiamo uno strumento legislativo che il governo avrebbe già potuto impugnare, l'ha fatto per esempio con altri provvedimenti di legge in tempi molto rapidi, nel giro di poche ore. Finora c'è il silenzio, ed è un silenzio che va interpretato politicamente, perché evidentemente c'è il timore legittimo, io dico in questo caso, di non commettere l'errore da parte del governo di impedire un atto di democrazia, di consultazione. E quindi abbiamo innescato sullo scenario politico, tanto veneto quanto quello italiano che ci interessa meno, ma soprattutto in quello veneto, una idea che sta mandando in crisi quelli che sono gli schemi della politica tradizionale. È la legalità che fa paura allo Stato, quante volte l'abbiamo detto, è la legittimità del diritto che mette in imbarazzo. Loro vorrebbero, auspicherebbero, quelli che sono contrari all'indipendenza, che
il progetto, il percorso dell'indipendenza diventasse un problema di ordine pubblico. Non lo sarà mai. Ed essendo un problema di legalità e di legittimità, è chiaro che lo Stato è imbarazzato, non ha gli strumenti per opporsi, salvo a diventare ridicolo sulla scena internazionale, perché si chiederebbero come mai l'Italia non rispetta percorsi democratici di legittimità conformi alle norme del diritto interno costituzionale e della legittimità internazionale. La legge che qualcuno ha banalizzato è una legge di grande valore, merita veramente una lode quei 30 consiglieri che l'hanno votata. Intanto ho un quesito chiaro, come diceva Michele Fabro, poi ha posto un termine che è molto impegnativo sul piano politico, quello dei 30 giorni, alla giunta regionale, quindi c'è il soggetto, la giunta regionale, c'è il termine e ci sono anche le prescrizioni, che sono 3, deve indicare la propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato. Oggi è meno 27, noi nel nostro sito abbiamo scritto meno 30 dal 24, meno 29, meno 28, oggi è meno 27. Noi incalzeremo la giunta regionale, perché in questi giorni e anche successivamente, qualora vi fossero dei ritardi, per tutta l'estate. Signori, non andiamo in vacanza, diffonderemo i lavori di Castelbrando perché si capisca che abbiamo elevato il livello della qualità argomentativa a sostegno dell'indipendenza, continueremo nella raccolta di firme, ne abbiamo già portate oltre 30.000 autentiche, raccolte col sudore nei gazebo tutti i giorni, perché nelle 30.000 firme era scritto non solo che volevamo l'approvazione della legge, ma volevamo anche che si continuasse successivamente per dare attuazione alla legge una volta approvata, quindi continueremo nella raccolta delle firme. Terzo, attiveremo immediatamente, perché dal 2 luglio entreranno in vigore i 3 parlamentari che hanno firmato i nostri documenti, la Mara Bizzotto, europarlamentari, la Remo Sernagiotto e il capogruppo adesso del gruppo Conferange, Davide Borrelli dei 5 Stelle. Quindi non siamo soli, siamo agganciati anche a europarlamentari che hanno assunto un impegno scritto con noi firmando la famosa pergamena. Quarto, per tutta l'estate, per 6 settimane, a cominciare da questa domenica, invaderemo le spiagge, faremo 6 gazebo, quindi ogni domenica, cominciando da Rosolina domenica prossima e venendo avanti per Sottomarina di Chioggia, poi Jesolo Lido, poi Caorle, poi arriveremo a Bibione, insomma sono tutta la spiaggia domenica dopo domenica. Faremo dei gazebo in spiaggia, dei momenti di festa e di informazione con le persone che si trovano anche nei luoghi di vacanza. E poi faremo un monitoraggio costante, continuo sull'attività della Giunta, perché per noi ogni giorno che passa è un giorno prezioso, quindi se oggi è meno 27 domani è meno 26, non penseranno che tanto adesso ci sono le vacanze, abbiamo approvato la legge, gli abbiamo dato lo zuccherino e tutti sono buoni, Madame alla Marchesa, e andiamo alle elezioni. Per noi non si parla di elezioni regionali. Nel nostro movimento non c'è alcun militante che si permette di parlare di elezioni regionali, perché non è nella nostra strategia. Quindi chi parla di elezioni regionali è contro il progetto di indipendenza, è qui per ostacolare un passaggio democratico urgente, non differibile, che noi vogliamo attuare. Quindi i 3 elementi sono, ripeto, la regolazione della procedura di voto, che noi vogliamo suggerire al Presidente Zaia, visto che la pagheremo noi, la pagheranno i veneti, di fare per via informatica, perché abbiamo capito che questo è uno strumento che i paesi più avanzati sono in grado di organizzare, è uno strumento apprezzato, è uno strumento che con adeguate garanzie si può meglio così utilizzare per esprimere il proprio voto, e io credo che questo sia il sistema corretto. Le date, noi abbiamo indicato dapprima ancora possibile la data del 9 di novembre 2014, perché è una data importante, a parte che ricorda la caduta del muro di Berlino, ma ricorda soprattutto che altra realtà, una comunità importante, un popolo importante come quello catalano, lo stesso giorno va al voto, e quindi avremo l'effetto trascinamento, quantomeno del dibattito, che non solo a livello catalano e veneto, ma a livello europeo inevitabilmente si andrà a innescare. Ma si sappia che se anche dovesse essere considerata stretta la data del 9 novembre, che noi ad oggi riteniamo possibile, praticabile e realizzabile, c'è fino al 1° marzo, che sarebbe una data straordinaria,
Perché il 1° marzo? Perché è di domenica e perché sarebbe il Capodanno Veneto, quindi vi sarebbero coincidenze anche simboliche di straordinaria rilevanza, perché il Capodanno Veneto non è una sciocchezza. Poi è il mio compleanno. È il compleanno, quindi sarebbe un po'. Questi sono tutti gli elementi, quindi la questione della spesa è urgente che sia individuato il meccanismo come prevede la legge perché le entrate possano entrare, perché se non ti crei il contenitore, lo strumento per le donazioni e le erogazioni, evidentemente i cittadini non lo possono fare. Tenete presente che molti imprenditori fino a poco tempo fa ci hanno detto noi non vogliamo qualcosa di concreto, adesso c'è la legge. È da una settimana che mi chiamano per dire ma come? Dove versiamo i soldi? Dov'è che mettiamo questi soldi? È giunta regionale, per cui bisogna farlo sapere coram populo, e voi le siete lo strumento, che la giunta regionale non deve perdere un'ora nell'individuare lo strumento. Voi capite che bastano 10.000 persone che versano 1.000 euro a testa, avremo una montagna di soldi a disposizione, e queste ci sono. Vorrei ancora ribadire una cosa, che a sostegno di questa legge hanno votato 182 comuni e non è una cosa trascurabile, questo vorrei metterlo in grassetto magari, e 4 province, e oltre abbiamo, esatto, altre magari non potevano. Abbiamo portato anche poi a sostegno 30.000 firme, ne abbiamo altre 40.000 presso la nostra sede che al momento porteremo, poi al momento più opportuno porteremo qui ancora al Consiglio regionale. La prima domanda che volevo fare è se non credete che il referendum informatico, dopo l'esperienza di plebiscito.eu che è stata molto contestata, sì, non si è capito chi ha votato, si è capito, loro dicono di no, ancora non abbiamo visto i famosi certificatori internazionali che non si sa dal Kazakistan, eccetera. Non era meglio forse fare una consultazione, come dire, normale, ai seggi, magari abbinandola a un'elezione? Guai se qualcuno pensa di abbinare questa consultazione sull'indipendenza a qualsiasi competizione elettorale. Vuol dire massacrare l'idea dell'indipendenza. Ne uscirebbe a priori sconfitta, ne sono certo. Questo è un problema che deve essere trattato da solo, in una competizione lontana il più possibile da competizioni di qualsivoglia natura, amministrative, politiche. A parte la questione degli amici di plebiscito che noi abbiamo sostenuto, quella è una consultazione privata. Questo referendum, come prevede anche l'articolo 2, le 3 cose che deve fare Zaia: la propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale. Non servono certificazioni internazionali, perché una volta esaurita la verifica dei voti il risultato è ufficiale, coram populo, per i veneti, per gli italiani e per gli europei, per il mondo intero. È un dato ufficiale. Riteniamo che la Regione possa individuare una piattaforma di voto informatica seria, terza, ovviamente che avrà un suo costo, ma che può essere spalmato in tutte le altre successive competizioni elettorali, perché ci sono almeno una decina di stati al mondo che votano per via informatica. Vuol dire che ci sono sistemi di sicurezza, di garanzia che sono affidabili, e che il Veneto, essendo da sempre ambizioso di essere una realtà di primaria importanza nel mondo dell'impresa, è in grado di individuare, di fare anche forse con le proprie risorse e con i propri scienziati, con i propri esperti. È il fatto che non viene individuata la data, quindi quando tu in legge non prevedi una data e rimandi a una successiva delibera dell'ufficio di presidenza, 9 volte su 10 la delibera non arriva mai. La questione è chiarissima, la disposizione è estremamente evidente. Allora, intanto ci sono i 30 giorni per il Presidente della Giunta. Una volta che ci sono tutti questi meccanismi, è un atto da 5 minuti, dicevo, tu sei arrivato dopo probabilmente, è un atto che può essere adottato dal Consiglio regionale in 5 minuti, perché è vero che anche quando abbiamo presentato la 342, tranne il consigliere Furlanetto che ci ha aperto la porta e ricevuto, per il resto abbiamo ricevuto sorrisi denigratori abbiamo ricevuto, come quando abbiamo presentato la risoluzione 44, sorrisini da parte di tutto. Quindi basta con questo discorso, ma non pensate che venga insabbiata. C'è una pletora, un fiume di persone che non sopporta più la politica del rinvio. Vogliamo atti concreti. Questo è un atto di democrazia per consentire ai veneti di dire quello che vogliono, non per la politica di fare i giochetti. Se siamo riusciti dall'esterno del Consiglio regionale, grazie però all'interpretazione di chi ha sposato dall'interno, a far approvare una legge che voi lo sapete perché eravate qua nei corridoi, non la voleva nessuno, tranne quei 2 o 3 che non la voleva nessuno. Possiamo dirlo che forse non la voleva neanche Zaia, forse non la voleva qualcuno della maggioranza, che è stata subita
che è stata anche grazie, lo diciamo, grazie al PD, così la diciamo fino in fondo, perché prima di uscire il giorno 12, vi dico nome e cognome, Lucio Chiozzo, capogruppo del PD, mi ha cercato nel corridoio per dire: Morosini, guarda che non trovano scuse con noi che non diamo il numero legale, noi saremo qui, quindi la gatta se la devono pelare loro. Perché tutti avevano capito che nessuno voleva farla, possiamo dirla alla stampa come siamo abituati noi con estrema franchezza alle cose come stanno, questa è la realtà. Nessuno la voleva sta legge qua, nei consiglieri regionali, tranne quei 2, 3, 4 che eroicamente l'hanno interpretata e fatta propria, e quindi abbiamo la testimonianza, purtroppo manca Foggiato, ma è giustificato, di Foggiato e Furlanetto e anche del relatore Valdegamberi, che ringraziamo, che l'hanno sposato. Per concludere, la stampa sia più generosa, quantomeno nella prospettiva, perché siete già stati, chi buffava in questo senso, è già stato smentito. La risoluzione 44, quando mi pubblicavate gli editoriali del mio amico Mario Bertolessi che diceva: guardate che io non mi dimentico nulla, ho una memoria da elefante, si potrebbe impugnare perfino l'ordine del giorno col quale era messo in discussione la risoluzione 44, l'ordine del giorno, non la risoluzione. Lo diceva Mario Bertolessi, che è un esperto. Poi presentata la legge, figurarsi che 4 pagliassi che porta qua, a parte che i 4 pagliassi, c'erano 5.000 persone quando l'abbiamo portata il 16 febbraio 2013, in una bellissima giornata d'inverno ricca di sole, stupenda, erano una marea di 5.000 persone almeno, ma sorrisi ancora, insomma basta dire così. Cosa succede con l'impugnazione del governo? Noi abbiamo una posizione molto chiara che è un concetto che io avevo già anticipato in precedenza e che adesso diventa importante, che ho in qualche modo, che ha trovato conforto di illustri costituzionalisti, posso anche dire il nome, Mario Bertolessi per esempio è disponibile a difendere questa tesi, che è una mia idea, che lui ha condiviso, perché io non ci dormo neanche la notte su questa idea, ormai è entrata fisicamente dentro di me, ma con molta serenità, con molto realismo, ed è questa. In un primo momento avevamo pensato di non costituirsi davanti alla Corte Costituzionale perché non ne riconosciamo la legittimità. Poiché vogliamo ribadire questo concetto che non è legittimata la Corte Costituzionale a pronunciarsi, la mia idea condivisa da Bertolessi è questa, che la Giunta regionale potrebbe, qualora la legge fosse impugnata, questa era la tua domanda, dare incarico a degli avvocati, incarico te avvocato di costituirti avanti alla Corte Costituzionale al solo scopo di eccepire la competenza funzionale della Corte a pronunciarsi sull'argomento. Se si può nel frattempo celebrare oppure no? Se la posizione è questa, è conseguente che io quindi non riconosco la legittimità della Corte Costituzionale di pronunciarsi su questo versante e quindi io sono indifferente giuridicamente a quello che la Corte Costituzionale andrà a dire, perché non è legittimato. L'articolo 50 della Costituzione della Repubblica Italiana è di un solo comma, è praticamente il comma che regola il diritto dei cittadini di inoltrare petizioni alla Camera e al Senato sulle materie che ritengono di loro rilevanza. Nella bozza della Costituzione c'era il secondo comma dell'articolo 50, che regolava il diritto di resistenza ovvero di autodeterminazione. Era già scritto, era già formulato, quindi aveva 2 commi. Questo comma venne tolto per l'intervento del grandissimo, il più grande costituzionalista del secolo scorso, Costantino Morfatti, nonché costituente, il quale disse: ma essendo un principio del diritto naturale, quindi che viene prima della Costituzione, se noi lo rendiamo norma di diritto positivo, ancorché di livello costituzionale, lo andiamo a danneggiare. Quella è norma che rimane sopra la Costituzione. E allora è insidioso l'argomento, anche se la Corte Costituzionale, essendo organo di chiusura politica, fa quello che vuole, quindi non è impugnabile e chiaramente la rigetterebbe. Io non ho nessun dubbio al 100% che la Corte la rigetterebbe perché è organo di chiusura politica. Quindi se è vero come è vero questo, abbiamo anche argomenti di grande suggestione giuridica, di grande rilevanza giuridica, per dire che legittimità ha la Corte di pronunciarsi su un principio di diritto che i costituenti avevano prima scritto e poi tolto, riconoscendolo come norma sovracostituzionale. Quindi si deve andare avanti, anche perché aggiungiamo un altro elemento. L'altro elemento qual è? Che il 28 novembre 2012 è stata approvata la risoluzione 44, che anche quella non è stata impugnata. La risoluzione comporta un impegno politico, istituzionale di Presidente della Giunta, quindi che cosa può fare la Regione?
se ha gli attributi politici, il Presidente Zaia ha tutti gli strumenti per attivare quei meccanismi di corso internazionale per dire noi abbiamo una risoluzione che ci impegna così, quindi mi muovo nell'ambito e in forza della legittimità delle leggi regionali, dei provvedimenti regionali, c'è una legge che mi impegna a fare certe cose, lo Stato vuole impedirmelo. E quindi attiva tutti gli strumenti che all'ONU in quel momento si attivi uno strumento di conflitto. È chiaro che è un passaggio politico istituzionale di forzatura, ma è di forzatura nella legalità, questo è il punto. Avete avuto in questi 3 giorni dalla pubblicazione sul muro della legge 16 contatti con il Presidente della Giunta regionale per chiedergli cosa ha intenzione di fare? Li abbiamo cercati, li stiamo attendendo. A buon intenditore.